Il mio approccio sociale qual è? Noi anni fa proponemmo sia l'istituzione del monumento UNESCO, ma anche un progetto valido che presentavamo al Comune di Cagliari, la sua esperienza archeologica e tutte le varie autorità preposte. Bene, questo progetto investiva prevalentemente sui residenti, sui vecchietti, sugli zii e sulle persone che sono portatori e portatrici di testimonianze che si stanno perdendo. Perché ogni anno che passa e qualcuno che se ne va, e raccogliere queste testimonianze sarebbe importantissimo, proprio perché attraverso anche una sorta di fusione generazionale tra giovani che hanno voglia di prendere il terreno e in qualche modo darsi anche una credibilità, hanno voglia e desiderio di conoscere quello che è stato questo colle misterioso da molteplici aspetti. Ci prendevano per pazzi quando dicevamo anni fa che erano 180 ettari e invece questo è un dato oggettivo che ci rincuora, ma tante delle cose che abbiamo detto poi col senno di poi sono verificate giuste e corrette. Ecco, io credo che l'amministrazione anche comunale abbia in questo momento un peso non indifferente, cioè sbloccare una situazione che da un lato ci sono 1000 ragioni per dire che sarebbe stato bello se, no? È chiaro, ma col senno di poi non possiamo confrontarci con le problematiche che ci sono in termini anche di risarcimento danni, in termini di danno emergente lucro cessante che qualcuno vanta, e non possiamo neanche dimenticarci che verrebbe rimessa in discussione quella vecchia storia della transazione per quei terreni occupati dal Comune di Cagliari in modo illegittimo. E quindi sono tanti problemi che bisogna risolvere. Io l'invito che faccio, forse questa è anche l'occasione, è quello di metterci attorno a un tavolo, ma non sempre le solite persone. Cambiamo ogni tanto, facciamo un po' di turnover, perché quando si parla del tu dice tu, capita molto spesso che sono sempre gli stessi, no? Si fa questo caso. Ecco, io credo che sia importante aprire, tu dice tu, anche alla società civile, e quindi al mondo del volontariato, al mondo culturale, non espresso soltanto in questa sigla o in quella sigla, ma far parlare veramente i residenti, non attraverso presidenti di circoscrizioni che magari vengono con noi a fare la bonifica del colle e poi danno il permesso a poco di costruire, insomma, no? Paradossalmente. Ecco, sulla via Santa Vendrace, io credo che anche lì si sono commesse tutta una serie di errori, anche in tempi abbastanza recenti. Non vi parlo del 1600 e del 1800, vi parlo degli anni 90, quando si potevano fermare delle opere devastanti come l'Ecomostro, per esempio. Bene, quella per noi è veramente la via Appia di Cagliari, poteva essere, può ancora essere. Quindi l'invito che rivolgiamo al Comune di Cagliari qual è? Quello di attivarsi per fare in modo che si possa scrostare da via Santa Vendrace tutta una serie di sovrapposizioni attraverso anche delle azioni forti, costose non economicamente, ma che darebbero finalmente a Cagliari quella visibilità, quella dignità che merita, e soprattutto per ridare luce ad un quartiere che è diventato un dormitorio e da certi punti di vista per un attimo del tremaglio.